Non si placa la maretta fra i rappresentanti dei cittadini nella conferenza dei sindaci dell'ULSS 7 Pedemontana. Maretta che è emersa in tutta la sua importanza in occasione della manifestazione di protesta organizzata all'ospedale Sant'Orso per evidenziare una presunta sudditanza da parte del settore ovest del territorio dell'azienda sanitaria. A tentare di ricucire lo strappo è lo stesso commissario dell'ULSS 7, eccolo ai nostri microfoni. Anche nei due comitati dei sindaci di distretto c'è un approccio diverso, un pochino, se vogliamo, più distaccato quello bassanese, molto intenso e pregnante quello del lato altovicentino, ma stiamo cercando di trovare le frequenze giuste. Ci andiamo, parliamo, io credo che con la disponibilità e con il colloquio si risolvano molti dei problemi. La differenza di approccio evidenziata da Simoni si potrebbe riscontrare, secondo molti, nella gestione di questa situazione da parte del sindaco di Bassano Elena Pavan, la quale, nel suo ruolo di presidente della conferenza dei sindaci, era assente alla presentazione del prezioso apparecchio donato al San Bassiano dall'associazione Helios. Niente di male, per carità, gli impegni li abbiamo tutti, ma Pavan ha mandato alla presentazione l'assessore cittadino Mavi Zanatta quando avrebbe potuto o dovuto, nell'opinione di alcuni suoi colleghi, delegare la vicepresidente della conferenza Morena Martini. Intanto la situazione dei due distretti è giunta all'orecchio della regione. Sono convinta che non c'è nessuna dicotomia, nessuna separazione tra Bassano e Sant'Orso, sono un territorio unico, USL 7 Pedemontana, due territori simili che devono viaggiare insieme e che devono quindi garantire servizi a entrambi alla popolazione di appartenenza.